Ciao, benvenuto Fabrizio. Grazie per l'opportunità. Grazie a te. Fabrizio è un mio ex collega universitario con il quale ci siamo sempre continuati a sentire dal punto di vista, diciamo, telematico. Tu sei in Inghilterra già da qualche anno? Da quanto precisamente che non ricordo? Sono quasi 10 anni, diciamo, mi sono trasferito nel luglio del 2010, quindi un bel 10 po', anni, caspita, vola il quasi. tempo. E io ho Mm. pensato di coinvolgere Fabrizio in questo progetto Sardegna in prospettiva, per adesso come ospite da intervistare, poi vediamo se ci saranno occasioni anche per collaborare in altri modi. Sì, diciamo, io sono a disposizione nel mio piccolo, Certo, diciamo. certo. Allora, grazie innanzitutto per aver accettato l'invito. Io ho voluto contattarti perché volevo, appunto, come dice il titolo, volevo capire come era vissuta questa fase di Brexit in generale in Inghilterra, poi da un italiano che vive in Inghilterra e da un sardo che vive in Inghilterra. Visto che comunque il movimento si chiama Sardegna in prospettiva, quindi comunque diciamo la territorialità della Sardegna è rivendicata ed è una cosa alla quale io tengo. Quindi anche diciamo la tua visione da sardo che stai lì, anche il sentimento che si sta vivendo. Innanzitutto ti voglio chiedere, come ci sei finito in Inghilterra? Perché? Caso oppure volevi farlo? In parte è stato un caso, nel senso io volevo fare un master dopo la laurea specialistica e diciamo, dato quasi un anno di pianificazione. È accaduto che la Giunta Soro ha avuto l'idea del master MBEC, che se non sbaglio ed era in base appunto gradatori, in base alle performance che ha avuto all'università in cui ha avuto delle buone performance. Quindi era un'opportunità di avere questa borsa di studio e scegliere un master a livello anche Quindi tu hai mondiale. fatto il Master in Eh, Back? O sì, non hai fatto il Back? esattamente, ho fatto il master esattamente, nel senso perché non era dovuto, ecco. Purtroppo era un programma che pretendeva dallo studente di crearsi questo percorso di rientro e in gran parte erano percorsi nel pubblico oppure appunto di ricerca e non erano i percorsi non erano interessanti, ecco, per me, quindi non, diciamo, non ho dovuto ridare niente di quello che mi è stato dato perché chiaramente è una borsa di studio, però allo stesso tempo ho beneficiato di questo programma. E quindi avevo scelto l'Inghilterra perché a parità di costi era chiaramente molto più interessante, molto più una sfida. E quindi sono andato in Essex, all'Università dell'Essex, perché garantiva un percorso di inglese di preparazione prima dell'anno accademico e mi sono trovato molto bene perché era un'università molto internazionale, molte nazionalità e quindi l'anno successivo mi sono spostato all'ente del master per cercare lavoro. E, purtroppo erano gli anni della recessione, nel senso la crisi finanziaria era finita, però l'economia era in recessione, quindi era stato un po' difficile trovare lavoro. E l'hai cercato Eh, direttamente in Inghilterra oppure hai provato anche a cercarlo in Italia e in Sardegna? No, diciamo che c'era la possibilità di rimanere lì e sfruttare quel titolo in inglese, preferibile rimanere in Inghilterra, quantomeno appunto per le possibilità lavorative, perché in Italia è molto difficile trovare lavoro senza precedente esperienza lavorativa e i salari non sono comparabili. Ecco, molto spesso, ad esempio, in Italia chiedono un tirocinio non pagato, comunque bassissimi salari, che qua non è la Mhm. stessa cosa. Ecco, in genere, ad esempio, i tirocini qua vengono dati a studenti universitari più che laureati e quindi il mercato del lavoro era completamente, secondo me, molto più interessante qua, ecco, Quindi fammi con fare, tutte le difficoltà. fammi fare il sardista, tra virgolette. Nel senso che tu sei comunque, siccome è un argomento che è uscito anche nell'evento fondativo di Mhm. questo progetto, quello dell'istruzione, eccetera, eccetera. Mhm. E si era detto anche che comunque la parentesi della giunta Soru era una delle poche che tutto sommato, e secondo me è vero, tutto sommato con tutti i difetti, pregi e storture varie, però era l'unica che in effetti aveva provato a lanciare un po' il messaggio, almeno il messaggio di questa cosa dell'istruzione, no? Però tu sei l'esempio della classica risorsa che ha studiato qua, addirittura ha fatto il Master MBA, quindi è stato diciamo, una borsa di studio per un'esperienza di studio all'estero finanziata con soldi regionali, giusto?
che poi non è servita. Diciamo fossero fondi europei, scusa se ti interrompo, Sì, però no. la regione li reinvestiva in vari tipi di modi, ecco, era più libera di... Erano fondi europei però che la Sardegna aveva comunque Sì, recepito, quindi certo, erano diventati sardi, diciamo, di fonte europea però sì. di gestione sarda, che sono stati spesi appunto per farti studiare, per farti proseguire gli studi all'estero, e però all'estero sei rimasto, quindi comunque è il classico esempio della spesa, cioè l'investimento in capitale umano che non è un ritorno. Sì, purtroppo è sempre lì, il mercato del lavoro è globale, quindi non puoi mai aspettarti, si legge proprio appunto il programma in cui costringi la persona a tornare, però il rischio è sempre che se non crei quelle opportunità lavorative la persona poi, prima o poi se ne va via, quindi comunque sono soldi un po' buttati. Ecco. Secondo me il pubblico può incentivare sicuramente il ritorno, ma è un movimento un po' più ampio, È il ecco, mercato che che manca. dovrebbe Cioè, essere esattamente. paradossalmente siamo stati, io parlo sempre da sardo in questo momento, siamo stati Certo. bravi a formarti, diciamo, però non siamo attrattivi per farti rientrare, o comunque tu hai tutto il diritto di rimanere lì, però altre persone come te, col senso opposto, diciamo, dall'Inghilterra o da altri paesi non vengono qui. Questo è il dramma, ovviamente. Sì, e purtroppo è Vabbè. così, nel senso. Finito questa introduzione, volevo Sì. capire, andiamo sul punto della Brexit. Mhm. La Brexit, quando tu sei arrivato in Inghilterra, ovviamente non c'era, o forse neanche se ne parlava, vero? Immagino. O sì. No, fu introdotta penso nel 2015, quando appunto Mm. Farage vinse le elezioni europee, o comunque non le vinse, comunque ebbe un grosso risultato e quindi Qui, mise un po' di pressione ai conservatori di mettere questo argomento nel dibattito, perché chiaramente quando un partito prende, se non mi ricordo male, circa un terzo dei voti a livello appunto delle elezioni europee e poi non è rappresentato in Parlamento, se vogliono poi recuperare quei voti devono un po' scendere a patti. E quindi Cameron dovette promettere questo referendum in caso di vittoria delle elezioni, che vinse facilmente, e, però sempre un referendum, quindi sempre comunque una campagna elettorale che è un po' fuori dai suoi sì, anche dal perché suo tu, tra controllo. l'altro, mi ricordo anche quando stavi qua, seguivi abbastanza le dinamiche politiche italiane, e da quello insomma, che leggo, che ogni tanto scrivi e per come ti conosco, immagino appunto che tu segua anche le dinamiche politiche inglesi ed è uno dei motivi per cui ho voluto coinvolgerti. Tu quando sei andato in Inghilterra ovviamente non c'era la Brexit, quindi non hai avuto nessun tipo di problema, immagino. Oggi sarebbe diverso o comunque quando diciamo, il percorso della Brexit finirà sarà diverso? Cioè uno come te, cioè tu la residenza è una residenza ancora italiana, immagino. No, no, io l'ho Ah no. mossa un paio Mm. d'anni dopo, Ah, ok. Quindi in più tuo caso o non meno cambia che ero. niente o c'è qualche rischio comunque? Come funziona? Spiegami. No, io fortunatamente avendo appunto lavorato più di 5 anni, quindi avendo pagato le tasse qua in Inghilterra, ho avuto il cosiddetto settle status, che è appunto la nuova praticamente residenza permanente, anche se esiste ancora la residenza permanente come status, però è il nuovo modo per rappresentare tutti quelli che sono venuti prima. Quindi chi ad esempio non aveva fino a 5 anni di tasse pagate aveva questo pre-settle status e lo otteneva al raggiungimento dei 5 anni. Io chiaramente ero già da 5 anni qua, quindi è stato un processo molto semplice per ottenere questo diritto, rimanere indeterminatamente ecco, in Gran Bretagna. Se non mi ricordo male posso rimanere al di fuori della Gran Bretagna per più di 5 anni, puoi ritornare pur mantenendo questo tipo di diritto, quindi è anche abbastanza flessibile. Ecco. Quindi diciamo a te la Brexit non tocca diciamo direttamente. No, in termini di diritti appunto di permanenza o comunque il lavoro non dovrebbe cambiare niente per chi era prima, chiaramente della data. La data, se non sbaglio chiave, dovrebbe essere la fine del 2020 in caso di non accordo, oppure il giugno del 2021 in caso di accordo, perché c'è una sorta di transizione garantita. Però anche lì dipende molto da quello che uno è interessato a fare qua. Cioè, ad esempio, uno studente universitario, se non mi ricordo male, hanno già introdotto una sorta di cambiamento della retta,
perché appunto fin tanto che eri equiparato a un cittadino britannico avevi una retta molto conveniente, tra virgolette. Se eri un extracomunitario avevi una retta quasi doppia, e quindi se tu dovevi iniziare ad esempio un percorso di 3 anni, è ovvio che loro dicevano fra un anno c'è la Brexit, è ovvio che tu pagherai di più. Quindi avevano già cominciato a preparare questo tipo di cambiamento anche per gli studenti europei. Però, cioè, A livello nel senso, in lavorativo, concreto, scusa se ti interrompo, anche perché sì, non voglio far durare sì, sì, troppo prego, prego. il video, No, però, certo. cioè, a parte il discorso, diciamo, populismo, il discorso mediatico, il cavalcare la pancia degli inglesi, evidentemente, anche non solo, la pancia non viene cavalcata solo in Italia, questo mi fa, tra Beh, virgolette, certo. piacere, o meglio, è una cosa brutta perché vuol dire che il male non è solo italiano, però comunque è una amara consolazione perché vuol dire che appunto non è solo qua che viene cavalcata in questo modo orrendo la pancia della persona. Però c'è anche in Inghilterra, cioè, qual è il sentimento che tu vedi vivendo lì? C'è una questione di pancia oppure c'è una questione veramente burocratica forte, c'è paura, c'è ottimismo? Un'altra persona, cioè nel senso una situazione come la tua, però traslata cioè, anziché 10 anni fa, farla oggi, verrebbe cambiata o si potrebbe comunque fare? Cioè, dimmi un po' qualche aspetto tecnico, senza esagerare. Allora, io posso dire di essere sempre stato una sorta di osservatore esterno, perché ho interessi palesi, cioè nel senso io preferirei che non ci fosse la Brexit, però ho visto che inizialmente era una questione di pancia, cioè appunto tutti volevano essere indipendenti dall'Europa, e pian piano durante il processo di Brexit tutti hanno un po' cambiato idea su quello, però rimangono sempre appunto le motivazioni da fan, a tutti i costi la Brexit, comunque rimangono un 40% buono, ecco, 30-35%, che non è poco. Quindi il Quindi sentimento anti-europeo, cioè, è c'è sempre reale, stato, ripeto. non si Mm. sono mai unite ad esempio all'Unione Sì, sì, monetaria, i segnali, però mi ricordo gli ultimi anni di Cameron, non dico che non venisse ascoltato in Europa, ma quasi, e quindi dicevano cosa ci andiamo a fare se poi non contiamo niente a livello europeo, molto meglio andarsene da soli. Ovviamente non avevano la minima idea di cosa potesse cambiare a livello appunto, di commerciale, comunque di vita di tutti i giorni, perché già stiamo parlando comunque dell'Europa come un 50% di importazioni della Gran Bretagna viene dall'Europa, quindi se tu metti anche un piccolo dazio incentiverà sicuramente l'inflazione o comunque tante complicazioni. Ecco. È ovvio che se tu vai soltanto sull'ideologia, come purtroppo la campagna è stata, la campagna elettorale del referendum, e poi non si vanno a guardare i dettagli, ecco, poi sono stati tanti casi, però purtroppo è stata una questione di pancia in gran parte. Non a caso appunto è stato un po' sul filo del rasoio, fino a 2 settimane prima del voto, appunto quello Farage e Johnson erano dietro, quindi stiamo comunque parlando di un referendum che ha cambiato quasi l'ultimo mese. Ecco. E questo è una cosa che tu percepisci anche dai tuoi concittadini, diciamo, emigrati o anche da quelli residenti autoctoni, chiamiamoli così. Anche se Ma poi sì, a Londra, comunque, purtroppo, sappiamo che nel è senso, la città più Londra, cosmopolita al mondo, immagino, cioè tra le città più esattamente, cioè cosmopolite al mondo. è un osservatorio un po' appunto non molto Mm. oggettivo, perché circa il 70% delle persone aveva votato contro la A Brexit, Londra, però poi quindi nella io mi periferia ricordo, c'era esatto, il trade-off, diciamo, sì, gli altri stati tra centro e periferia. esatto, no, ma non tanto la periferia, proprio Londra, comunque il sud, Ah. essendo appunto molto più ha avuto sempre, come la Scozia, se non mi ricordo male, che aveva chiaramente degli interessi a rimanere all'interno dell'Unione Europea, avevano votato palesemente a favore della permanenza, la stessa cosa in Nord Irlanda per evidenti ragioni del confine. Però io mi ricordo il giorno dopo la Brexit c'è stato un po' di shock perché appunto la componente di stranieri, comunque in ufficio in generale a Londra era abbastanza importante, però e appunto l'argomento è stato un po' un argomento che nessuno voleva toccare per quasi 6 mesi, poi quando si è cominciato a capire che il processo non era in aver chiesto quasi 2 anni di discussione, purtroppo è diventato quasi l'argomento di cui parlano tutti ogni giorno, e quindi se tu ne parli ogni giorno un po' lo metabolizzi. Quindi anche quello un po' ha aiutato a mitigare ad esempio gli effetti sull'economia. È ovvio
che un effetto c'è stato, cioè quello di bloccare qualsiasi tipo di piano o comunque investimento nel lungo termine, per la semplice ragione che nessuno sapeva con che termini appunto l'Europa avrebbe lasciato, cioè l'Inghilterra avrebbe lasciato l'Europa, quindi la grande domanda, ecco, che nessuno riusciva a rispondere. Sì, anche perché io comunque, vabbè, non mi piacciono le etichette, diciamo, tutto quello che finisce con ismo non mi piace. Mm-hmm. Però da europeista, chiamiamolo così, o comunque da uno che vede l'Europa, io parlo come un'opportunità da migliorare, da coltivare negli anni, ce ne vorranno ancora tanti. Però comunque un'occasione da sfruttare, non da eliminare. Io ovviamente, ma non solo io, ovviamente questa cosa della Brexit è un po' vista come una sconfitta per l'Europa. Sì, purtroppo, scusa se ti interrompo, Devi. purtroppo secondo me c'è stata una componente molto importante, cioè l'Europa non ha mai, si è mai espressa in modo tale, no, non vogliamo questo divorzio dalla Gran Bretagna, e anche quella mancanza di schierarsi ha sicuramente aiutato Farage e Johnson nella vittoria del referendum, perché se tu dall'altra parte non vedi nessuno che ti vuole trattenere all'interno dell'Unione, chiaramente se sei indeciso dici ma cosa ci sto a fare appunto in questa Unione. Quindi l'Europa è stata sicuramente una sconfitta un po' per tutti, però anche ha delle colpe secondo me. Ok, vabbè, ti volevo chiedere poi un po' una domanda emozionale, se vogliamo, cioè come la vivi? Adesso hai spiegato un po' anche gli aspetti, diciamo, tecnici. Ti ringrazio perché io comunque molte cose non le seguo. Certo. Immaginavo che tu fossi aggiornato, infatti me l'hai confermato. Però tu come la vivi proprio, diciamo, da sardo? Cioè come viene vista sta cosa qua? La Sì, Brexit in generale. Sì, da sardo è ovvio che complicherà un pochettino più le prospettive per le aziende sarde appunto arrivare sul mercato, perché comunque se tu metti una barriera, metti delle regole completamente diverse da quelle di altri paesi europei, è ovvio che magari sarà più difficile per business che sono arrivati in Inghilterra dalla Sardegna avere appunto, come si potrebbe dire, i prodotti tipici con la stessa facilità o comunque con i prezzi competitivi che appunto l'Unione Europea garantiva. Quindi la Brexit complicherà anche i piani di chiunque vorrà emigrare in Gran Bretagna perché è possibile che ci possa essere un piano quasi di visto, quindi non tutti gli ingressi potranno essere garantiti, soprattutto per i lavori, come si potrebbe dire, più di medio livello, perché chiaramente quelli con un salario molto alto sicuramente saranno garantiti, allo stesso tempo per l'hospitality, cioè appunto il turismo, perché di camerieri, però complicherà un po' tutto, ecco. e invece il contrario, cioè noi come veniamo dipinti? Noi, vabbè, sardi ci conoscono, cioè, sanno che esistiamo, però in generale Sardegna e Italia, poi vediamo se c'è una specificità sarda in questa cosa, ma non credo, però cioè, come veniamo visti noi là? Cioè il classico stereotipo italiano, oppure boh, c'è un qualcosa di sardo che emerge, oppure no? Purtroppo la Sardegna non è molto conosciuta a livello proprio anche Anche localizzazione, almeno geografico, la metà, sì, dal punto di vista, penso almeno la metà delle persone con cui parlo o la confondono con la Sicilia anche a me è oppure proprio non capitato. sanno perché non ci sono mai stati, quindi è un po' difficile. Però quelli che ci sono stati hanno sicuramente dei ricordi fantastici, ecco, apprezzano la gente, apprezzano chiaramente i luoghi però purtroppo è sempre lì, essendo un'isola, essendo comunque una destinazione non molto conosciuta, è difficile passare, ok, prova la Sardegna, perché ad esempio qua c'è anche un turismo abbastanza marcato verso la Spagna, quindi se ad esempio vuoi andare in pensione oppure vuoi farti una vacanza a poco costo, vai in Grecia, in Spagna e quindi il mercato anche lì è un mercato europeo, quindi la Sardegna è un po' fuori da quei tour importanti. A livello di percezione, gli italiani purtroppo hanno ben poco di cui vantarsi, comunque negli ultimi 10 anni non c'è mai stato un granché come appunto come orgoglio, comunque come percezione. Ovvio ci sono sempre stereotipi, però anche noi abbiamo sempre cercato di tenere un po' il basso profilo, quindi non mi stupisce che
non ci sia rilevanza in termini di Te lo percezione. chiedo perché, vabbè, tu ovviamente so che segui le vicende interne, però soprattutto con questo avvento un po' di questo ritorno del nazionalismo, di questo movimento salviniano, che poi in realtà è salviniano, però poi secondo me è diffusissimo anche a sinistra con modalità comunicative diverse, ma fondamentalmente siamo un po' fascistoidi anche a sinistra, secondo me. Però questa visione un po' nazionalista, eccetera, eccetera, dell'italiano che domina il mondo, che va fuori ed è il migliore di tutti, cioè è così oppure poi al lato dei No, fatti siamo esattamente come gli altri? come si è sempre capito, penso soprattutto nell'epoca dei summit organizzati da Berlusconi, l'Italia non ha mai avuto un grandissimo posto diciamo, di nevralgico nelle decisioni, quindi non è che gli è stata data molta rilevanza. Ecco. Posso dirti che, come si potrebbe dire? Fondamentalmente non ci cagano, scusa il termine, ma... Eh, sì, è un po' difficile dare quel tipo di voce, ecco, alle istanze italiane, ecco, Mm. quello. Eh, sul populismo è un fenomeno che è nato Mondiale ormai. è un fenomeno mondiale, ma in parte soprattutto in Italia perché i grandi partiti hanno un po' deluso e quindi c'era sempre la voglia di un terzo che sparigliasse un po' le carte. Quindi non è che sono molto stupito. Penso che la di sinistra che hanno votato per Salvini sono quelli che hanno votato Berlusconi la prima volta, quindi non è che Sì, sì, stiamo sì, parlando di un fenomeno cambiano nuovissimo. le Ecco. facce, però poi i contenuti sono più o Non è meno un quelli. fenomeno nuovissimo, io credo che siano più quello che fai, ecco, quando sei al governo e i provvedimenti sono un po' mancati come appunto il primo governo Berlusconi che non aveva fatto granché, Se quindi non aveva niente. peccato nel primo anno, quindi un po' la storia si ripete. Bene, andiamo verso la fine. Ti volevo chiedere innanzitutto se ti manca la Sardegna e se ci torneresti, cioè qualora avessi l'occasione, vorresti tornare? Io sono un sardo un po' atipico, nel senso mi sono sempre considerato un po' un cittadino del mondo, Fai bene, secondo quindi, me. eh, quindi dire che mi manca sarebbe appunto un po' bugiardo. Mi è sempre piaciuto, ho vissuto 25 anni in Sardegna, quindi sicuramente torno quando posso per trovare la mia famiglia e i miei amici, però pensare a una vita in Sardegna, ecco, sicuramente Ecco, ma no. perché? Per Ma anche questioni proprio di prospettive di lavoro, cioè che tu comunque sai eh, che tornando dovresti accontentarti di vivacchiare un po' come facciamo noi che siamo rimasti, diciamo, oppure è una questione boh, geografica, di no, ambiente, cioè è una questione di diciamo lavoro fondamentalmente. Diciamo 50 e 50, prima di tutto il lavoro, io mi ricordo delle criticità e più o meno tornando ogni anno le stesse criticità che vedevo 10 anni fa, quindi purtroppo dal punto di vista lavorativo o c'è il business che passa da padre in figlio oppure comunque da persone che hanno accesso a determinati settori che è difficile appunto uscire da quella via oppure persone che tentano il concorso per un lavoro pubblico. Purtroppo erano tutti percorsi che non mi Non ti interessavano, quindi interessavano, appunto. E il siccome sarebbero futuro quelli che dovresti purtroppo nel no. caso provare qualora tornassi, quindi Ma non ti io andava, lo dico diciamo. anche dal punto di vista lavorativo, in Italia la tassazione è troppo alta, quindi a parità avere un salario che comunque non è decurtato alla fonte, che magari appunto non garantisce una pensione adeguata alla fine del lavoro, è molto difficile tornare, salvo magari se non ci sia un progetto imprenditoriale tale che appunto magari lo guidi tu, però lì è anche molto difficile, molto più difficile rispetto all'Inghilterra in termini di vita è ovvio che non mi piaceva quella realtà locale, comunque non era la mia vita, la realtà locale sarda, che io apprezzo e rispetto totalmente, però non era quel tipo di vita che quindi anche lì forzarsi a tornare è molto difficile secondo me. Capito. Ultima domanda, vabbè, questo movimento, il blog, questo gruppo di amici, chiamiamolo Mhm. come vogliamo, si chiama appunto Sardegna in prospettiva. Secondo te, da appunto sardo che sta in Inghilterra, che sta per appunto subire, tra virgolette, la Brexit, come vedi la Sardegna in prospettiva? Purtroppo non Sii posso essere. sincero. No, no, io sono sincero
non sono molto ottimista perché vedo purtroppo una dipendenza della Sardegna dal governo centrale che permane per qualsiasi piccola cosa. Ho visto la continuità territoriale, è un discorso che sta già appunto colpendo già il turismo del 2020 e il governo centrale non dico che non è interessato, però se hai appunto uno statuto speciale, se hai determinate autonomie non dovresti riferire a un governo centrale, quindi è anche quello è difficile e secondo me manca anche e soprattutto l'individualità. Cioè io quello che ho sempre detto è che i sardi sono grandi lavoratori. Questo è interessante. Nel senso che i sardi raggiungono grandissimi risultati, però sono sempre, non dico che se la tengono per loro, però non si vantano, non lo condividono come un grande risultato. Secondo me serve anche quel tipo di, dico faccia anche intraprendenza, dici? Esattamente, intraprendenza. Cioè nel senso c'è come appunto la sardità o comunque il prodotto sardo, il mercato sardo anche per gli investimenti. È ovvio che se noi aspettiamo sempre che lo Stato centrale, appunto, la giunta regionale aiuti noi per uscire da questo pantano e purtroppo secondo me non c'è via d'uscita. Io come ho detto, ad esempio politicamente non apprezzavo particolarmente Soro, però è sempre stato probabilmente uno dei pochissimi imprenditori che ha avuto quel tipo di faccia tosta, cioè cercare di anche un approccio europeo e quindi, certo. quindi secondo me anche poi, cioè, io mi ricordo, noi eravamo comunque anche dei critici, però col senno di poi veramente guardare le alternative che si sono succedute e anche precedute, ragazzi, cioè. erano politici, quindi ovvio che Obiettivamente quando è c'è una stato persona uno dei migliori, direi. O dei meno peggio, diciamo che c'è sempre la classifica del meno peggio, che anche aveva un quella qualcuno approccio la deve pur vincere. completamente Mi sa che la vince lui, eh? aveva un approccio completamente diverso, cioè non aspettava che il partito gli desse il via libera, lui andava e se lo seguivano bene, se non lo seguivano non lo seguivano. Come ho detto, aveva fatto certe decisioni che non approvavo totalmente. Serve, secondo me, anche quel al di fuori della politica, serve importanza. Secondo me, ad esempio, noi puntiamo troppo, ad esempio, da grandi businessmen, ad esempio Briatore o altre persone che vengono Sì, che poi dall'esterno. vengono ad assumere camerieri, baristi. Cioè, adesso scusa se è un po', No, poi torniamo prego. sempre a bomba con il discorso del turismo. Proprio oggi un amico su Facebook mi ha coinvolto in una discussione. Cioè, secondo me è anche una questione di ambizione e di prospettiva, appunto. Cioè, qual è la nostra ambizione da sardi e la nostra prospettiva da sardi? Ed è legittimo, io non lo condivido, però lo rispetto. Cioè, se la prospettiva di accontentarsi e fare i baristi, i lavapiatti, i lavacessi, gli autisti, i facchini, 6 mesi all'anno, 5 mesi all'anno, sottopagati quasi, quasi sempre, salvo le eccezioni, e sfruttati, arricchendo il Briatore della situazione. Se questa è la nostra ambizione, ben venga il turismo, ben venga tutte queste cose qua. Però se la nostra ambizione è, che ne so, ispirarci a una Silicon Valley, io ce l'ho sempre con questa cosa della Silicon Valley, perché ho sempre pensato che la Sardegna potesse diventare una Silicon Valley. Se puntiamo a quello, il turismo è quello che dicevi tu, diciamo, adesso collegato, può avere un'importanza, ma un'importanza marginale o comunque, diciamo, di contorno, un po' come se uno volesse arrotondare. No, sì, Dal punto di deve vista essere macro, sto diversificata parlando. sicuramente. No, no, dal punto di vista dell'economia deve essere un attimino diversificata, come troppo sul turismo oppure su appunto piccole appunto, industrie che comunque non sono più rilevanti. Quindi io quello che dico è che comunque bisogna fare una grande campagna, non soltanto a livello politico, ma anche dal basso, in modo tale da attirare nuovi imprenditori da fuori. E lì però ci vuole anche una certa disponibilità da parte del sardo che non deve vedere l'estero come qualcosa, o comunque appunto anche un italiano, che è un contenitore come qualcuno che vuole conquistare. E secondo me deve essere una joint venture, cioè appunto Vabbè, se un dai, devi progetto. avere, se hai, dai. No, è che secondo me quello che si sbaglia è che, ad esempio, quello di Italy oppure appunto il Briatore vengono qua e dicono io vi
aiuto a promuovere i vostri prodotti. Non è che ci deve essere qualcuno che deve venire e dire ok, voi vi aiuto. No, deve esserci appunto una collaborazione, però deve partire anche dal basso, dalla Sardegna. E purtroppo, secondo me, le stesse come si potrebbe dire, stanno crescendo, crescono con quei tipi di pensieri arcaici, cioè appunto il posto fisso, oppure se parti con quella mentalità e a 20 anni non hai quella voglia di creare impresa, secondo me è molto molto più difficile, perché poi a una certa età non vuoi più cambiare e quindi arrivano quelli da fuori e cercano di aiutarti, però non cambiano niente perché loro vogliono chiaramente creare il loro profitto. Quindi è per quello che secondo me è molto negativo, perché se non c'è quel tipo di cambiamento anche mentale e non dal governo centrale, non dai governi giunte regionali, è ovvio che non c'è futuro, purtroppo. No, certo, poi Quindi, vabbè, giusto per chiudere, poi anche io ad esempio mi ricordo sì, anche per il caso, un esempio emblematico secondo me, dei pastori che, ma non per la vicenda del latte, che quando cioè, criticavano, che ne so, il fantomatico latte della Romania che arriva in Sardegna, no? E vai di caos e di protesta, poi però quando Trump aveva, che poi se non sbaglio per il pecorino diciamo si è salvato a questo giro, diciamo, sì. per questo giro si è salvato, poi vedremo nei prossimi, però quando si era paventata l'idea dei dazi sul formaggio, allora lì i pastori sono andati in piazza a protestare, no, no, cioè contro Trump, no, non vogliamo i dazi perché danneggiano i produttori, ma come scusa? Così come tu non vuoi il latte bulgaro in Sardegna, Trump non vuole il latte sardo o il formaggio sardo in America, quindi se non ti va bene l'uno, cioè non può andarti bene quando ti conviene e non andarti bene quando non ti conviene, capite? Questa è la contraddizione. Però vabbè, questo È un sistema basato ancora è una appunto cosa anche diffusa a livello nazionale, questa cosa su un di determinato sistema. fattore che comunque non tiene conto appunto, dell'economia. Secondo me purtroppo si va sempre a fazioni e ovviamente è ovvio che gli allevatori sono stati sicuramente subissati da un mercato che li sottoprezzava, però devono tenere conto, quindi è ovvio che il mercato non è Certo. più locale o appunto regionale o anche italiano. Ma lo è sempre, non è solo quando ci conviene, capito? Altrimenti Esattamente, nutriamo i nostri, esattamente. ma moriamo di fame. Vabbè, Esatto. guarda, avrei finito, però mi è fatto venire in mente un'altra domanda perché Sì, nel nostro evento c'è stato un dibattito un po' acceso su questa cosa dell'indipendentismo, no? mm, E anche tu, da sardo emigrato che sta vivendo la Brexit, hai messo in campo questa cosa qua e mi ha molto, molto stupito. Lo Stato centrale ci ignora, ci trascura, quindi noi dovremmo andare lì a tirargli le orecchie, invece ce ne stiamo cari e buoni. Sintetizzo. Siccome questa cosa qua è nata anche nell'evento ed è stato oggetto di diciamo, uno scontro, tra virgolette, tra Pala e Boldrin, perché Boldrin poi diceva sì, ma voi fate tanto gli autonomisti, però poi andiamo a fare i conti della serra, ha preso diciamo, tutti i dati, facciamo i calcoli con la calcolatrice, voi siete sotto di qualche miliardo di euro costante ogni anno, quindi c'è, nel senso, lui la vedeva come come una contraddizione, perché se veramente la nostra autonomia fosse compiuta, anche dal punto di vista fiscale, noi saremmo in deficit, il cosiddetto residuo fiscale, diciamo. Quindi addirittura noi andiamo a Roma a chiedere più soldi, quindi è come se stessimo andando a chiedere di aumentare questo residuo fiscale. Perché ti è venuta in mente questa cosa della contrapposizione Stato centrale e regione? Perché secondo me è un punto in cui veramente ci giochiamo tantissimo del nostro dibattito ed è un punto che rimane sempre in sospeso, che non si chiude mai fondamentalmente. no, io la vedevo più come quasi un rapporto tra mamma e figli. È ovvio che lo Stato centrale non può badare tutte le regioni costantemente. Se è una regione un po' più autonoma, dovrebbe godere appunto di quel tipo di autonomia decisionale, anche in parte economica. E quindi secondo me la Sardegna anche a livello legislativo ha un limite molto ancora abbastanza evidente, in cui non può prendere determinate decisioni verso lo Stato senza il consenso dello Quindi è Stato una questione centrale. di In decisioni, termini secondo te, o di soldi? decisioni, ma anche in termini di praticità. Io ti posso fare l'esempio della Scozia, quando appunto c'è stato il referendum per l'indipendenza della Scozia, fu perso proprio per quella ragione, cioè nel senso che gli scozzesi erano convinti pienamente che lo Stato scozzese potesse campare da solo, perché emettere moneta oppure magari avere appunto l'applicazione per andare
nell'Unione Europea del resto della Gran Bretagna, che magari avrebbe richiesto altri anni, li ha un po' fatti frenare, ecco, per Sì, sì. quell'indipendentismo. Quindi anche il lato pratico, cioè l'economia sarda è debole, se andasse da solo, appunto, avesse dei conti completamente separati, non credo che sarebbe sostenibile. Ecco. Io dicevo più come non ho mai sinceramente appoggiato l'indipendentismo, mai, per la semplice ragione che è quasi una cosa arcaica, è paragonabile secondo me a quello che ha portato la Brexit di pancia, cioè l'ideologia di una nazione sarda è qualcosa che magari può piacere magari a un terzo dei sardi, però è molto difficile da applicare a livello economico, perché comunque devi creare tanti piccoli stimoli, ad esempio appunto le tasse, la gestione degli introiti. È ovvio che se tu non sei competitivo, come ho detto, il mercato è globale, quindi al momento non è minimamente competitivo. Sì, diciamo che a me Quindi, più che altro è un'idea che a volte mi affascina perché comunque forse ce l'abbiamo anche un po' primordiale, un po' istintiva questa cosa. Poi però vedo troppe contraddizioni e poi soprattutto secondo me proprio ci concentriamo sui problemi sbagliati, cioè ad esempio sui trasporti, cioè, noi continuiamo a fare le battaglie sul discorso trasporti aerei, trasporti navali, dove sì, è vero, siamo un'isola, però ragazzi, non è colpa nostra se siamo un'isola, cioè non è colpa di nessuno. Cioè, nel senso, ci sono zone sperdute d'Italia che non sono isole e che sono molto più svantaggiate di noi dal punto di vista dei trasporti da e per la Sardegna. Il vero dramma sono i trasporti interni. Però su quelli interni, cioè io per andare da Sassari a Cagliari in treno è una cosa veramente, cioè, angosciante. E lì non vedo striscioni di gente che va e protesta, li vedo sulle navi, sugli aerei, dove invece tutto sommato secondo me non siamo messi così male. Vabbè, comunque questo stiamo andando fuori tema e riguarda più che altro il fatto che a volte veramente ci concentriamo sui problemi sbagliati e anche questo che dici tu, cioè alla fine andiamo sì a scontrarci dal punto di vista ideologico con Roma, però poi di fatto, come dici tu, mamma-figlia, il rapporto sembra più quello, piuttosto che tra fratello e sorella, e poi perdiamo di vista i problemi reali. Vabbè, siamo partiti dalla Brexit e siamo finiti all'indipendentismo, però ci stanno. esatto. Dai, ti ringrazio tanto Fabrizio. Grazie a Sei il te molto. benvenuto nel nostro movimento per scrivere qualsiasi pensiero, per commentare o per contribuire, dacci delle idee appena ti vengono. E Certo, niente, in bocca al lupo per tutto. anche a voi, in bocca al lupo. Grazie, ciao. Grazie mille.